A buon punto i lavori predisposti dalla Regione Veneto per la realizzazione a tutela del litorale di Isola Verde di 4 barriere disposte parallelamente al litorale stesso, questo per ripristinarlo e ridurre la situazione compromessa dagli eventi meteomarini accaduti nel novembre del 2019. Sono state realizzate le barriere come da cronoprogramma, quelle non ancora presenti saranno messe in opera l'anno venturo. Si spera con questo intervento di non essere costretti a stretta frequenza ad effettuare interventi di ripascimento. Stamattina abbiamo potuto vedere l'azione delle dighe complete in caso di bora, ma ricordiamo che le onde che producono i danni maggiori sono quelle accompagnate dallo scirocco che si abbatte sulla costa con maggior violenza. L'ultimo ripascimento ha dato beneficio forse per un paio di giorni prima che sabbia versata a integrare quella mancante fosse portata via anch'essa, a dimostrazione di quanto effimeri, seppur essenziali a beneficio del centro abitato, siano tali interventi. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta.